primo tempo micidiale del Cortina ha messo alle spalle l'Alleghe. Sì, senza dubbio, forse loro hanno preso un po' fortuna e noi no, ma è andato così. Ho pensato a tutte e due squadre hanno giocato con tanta voglia per vincere, probabilmente tutti perso qualcosa come ritmo senza allenamento normale gli ultimi 3-4 giorni. Comunque forse c'è stata un po' più fortuna per loro e anche l'allenatore di Cortina più o meno ha detto, ma io sono contento come il nostro giocatore ha giocato particolare con determinazione. Sì, nessuno è contento con i risultati, ma questa settimana è stata una settimana abbastanza particolare, peccato, ma succede così. Adesso noi dobbiamo dimenticare questo e noi dobbiamo fare la nostra preparazione per sabato. Suter è contento, ho pensato lui ha giocato come ho pensato, semplice, ha fatto buon lavoro in traffico, ha anche segnato un gol sul primo gol in campionato, no, abbastanza contento. L'Asiago ha perso a Pontebba, il Brunico ha vinto in casa con il Bolzano e il Cortina ha battuto l'Alleghe. Brunico e Cortina si avvicinano al playoff, Asiago ed Alleghe si allontanano? Sì, noi non possiamo controllare cosa altre squadre fanno, ok? Noi dobbiamo fare il nostro lavoro per le ultime 4 partite, poi noi vediamo i risultati finali. Bocca al lupo per sabato. Grazie Mirko. Sì, siamo partiti un attimo male all'inizio, poi abbiamo carburato un po' meglio, però ci abbiamo provato, avuto un po' anche di sfortuna e niente, è andata così, non abbiamo avuto più fortuna, siamo stati su 3-0. Ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma non ci siamo riusciti. Asiago ha perso, Brunico ha vinto, un playoff che diventa sempre più difficile? Diciamo di sì, però di sicuro vincendo stasera non rimaneva facile. Noi dobbiamo andare a vincere con l'Asiago, con Brunico, e chiaramente ogni partita, oggi pure due, però specialmente gli scontri diretti. Bocca al lupo. Dopo.